bisogna essere lì. E quindi chiudo la discussione e do la parola al socio Fabrizio Nestola che ci parlerà di diamanti. Viaggio al centro della Terra. Grazie mille, buongiorno a tutti. Mi sento un po' un umile scienziato in questo momento, dopo tanta cultura. Ho fatto il classico, però mi sono dimenticato qualsiasi cosa. Va bene, parliamo di diamanti. Vabbè. Bene, viaggio al centro dei diamanti, viaggio al centro della Terra, scusate, perché vedrete che i diamanti che studio io effettivamente hanno fatto un bel giro, quindi vediamo, insomma, vi porterò in questo viaggio sperando di non annoiarvi. Allora, intanto, ecco, i diamanti che vedrete oggi, ecco, non sono questi. Ecco, io non sono un gioielliere e me ne vedo ben. Ecco, vi faccio notare che un carato oggi di color, che vuol dire il miglior colore che abbiamo, IF, che vuol dire senza inclusioni, taglio ideale, no fluorescenza, siamo sui 20.000 euro. E invece a noi piacciono questi, che è anche più grande questo. Questo l'ha pagato uno studente canadese $10. Ovviamente qual è il più prezioso? Domanda retorica. Quello basso. Ho visto qualcuno che indicava quello alto. Va bene, parliamo dopo. Allora, tanto una cosa che non sanno neanche i gioiellieri, che esistono due tipi di diamanti. I diamanti litosferici e i diamanti super profondi. Cioè già la parola diamanti è bella, se poi addirittura super profondi deve essere qualcosa di fantastico. I litosferici. Allora, i diamanti litosferici sono dei diamanti che si formano a profondità fino a circa 200 km. Ecco, io vi ricordo che la trivellazione più profonda che ha fatto l'uomo è di 12 km, ne ha fatta una sola, costa tantissimo. Ecco, quindi già questo vi fa capire che se vogliamo indagare la terra profonda, questi signori qua ci danno una grossa mano più che formare anelli. Allora, dicevo, sono quelli che si formano fino a 200 km di profondità, hanno queste morfologie bellissime, almeno per me che sono geologo sono bellissime, vedete questi ottaedri, sono naturali, questi non sono tagliati dall'uomo, sono così come li troviamo in natura, giusto per capirci, e hanno tanto azoto, il diamante è fatto di carbonio puro, in realtà il 99% dei diamanti contiene delle impurità che sono proprio di azoto, più azoto c'è, più il vostro diamantino al dito diventa giallo. Se però ce n'è tantissimo, diventa così giallo da essere un diamante colorato, allora prende valore. Però attenzione, perché questo passaggio da un diamante che fa veramente pietà ad essere un diamante colorato è veramente, insomma, da studiare, perché mi è capitato recentemente. Ho un diamante giallo? No, è un diamante pieno d'azoto che non vale niente. L'ultima cosa importantissima sono le inclusioni. Quindi cioè, l'impurezza di azoto è una cosa, nel senso che l'atomo di carbonio viene sostituito da un atomo di azoto. La faccio facile ovviamente, invece quando parliamo di inclusioni è molto più complessa, sono veri e propri minerali che vengono catturati dal diamante. Ecco qui l'importanza del diamante. Cioè, per me il diamante è un tassista praticamente, che ci porta pezzi di terra profonda da giù verso su, ce li lascia in mano, a volte costano anche pochissimo, quindi ci fa un gran lavoro senza bucare la terra, fa tutto l'oro, bene. E questi diamanti rappresentano il 99% di tutti i diamanti che si ritrovano sulla Terra, ok? Quindi praticamente quello che avete probabilmente al dito è un diamante litosferico. E non ho mai detto, ma il gioielliere perché non vende allora un prezzo maggiore il diamante super profondo, visto che risponde solo all'1%? Perché non lo sanno. Cosa vuol dire? Eccoli qua, i diamanti super profondi. I diamanti super profondi, e già vi faccio capire che il mio amore verso questi qua, che sono più rari, non so, mi piacciono di più. Questi diamanti rappresentano solo l'1%, questo è un diamante da 90 carati, vi ricordo che un carato sono 0,2 grammi. Okay? Ecco, cosa hanno questi diamanti? Intanto sono diamanti che se si chiamano super profondi vuol dire che si sono formati a profondità maggiori di quelli litosferici, e infatti si formano fino a profondità addirittura di 1000 km all'interno della Terra. Hanno delle morfologie, come vedete, non regolari, quindi non vedremo mai un diamante superprofondo fatto con una bella bipiramide. Sono rarissimi, questo l'ho già detto, sono estremamente rari. Non hanno azoto, questo può essere interessante, certo, perché se non hanno azoto
il loro colore è estremamente bianco. E infine hanno delle inclusioni uniche che non troviamo in nessun altro posto del mondo, ma si trovano soltanto all'interno dei diamanti superprofondi. Vediamo un attimino, ecco, questa è la classica figura che i geologi fanno vedere, facciamo un cubetto di terra, così facciamo capire com'è fatta, e normalmente i nostri cubetti di terra arrivano fino a 900 km, ma non perché poi la Terra finisca qua, perché vi ricordo che la Terra è profonda 6.374 km, quindi ce ne sarebbe ancora qui da andare giù. In realtà, quando si parte intorno ai 660 inizia quello che viene chiamato mantello inferiore, che arriva fino a 2.900 km, lì comincia il nucleo, e il nucleo è la cosa più noiosa che abbiamo, perché è fatta solo di ferro e nickel, quasi tutto ferro, una parte liquida, una parte solida, e finisce là. Tutta la nostra vita sulla Terra è grazie invece alla parte di mantello, perché, come ben sapete, è lì che abbiamo la tettonica delle placche, quindi la subduzione, il riciclo di elementi e tutto questo movimento che rende la Terra diversa da tutti gli altri pianeti che conosciamo. Solo la Terra, ecco lo specifico, visto che abbiamo anche colleghi astrofisici e astronomi in sala, solo la Terra ha queste placche che si muovono e vanno giù e risalgono su e fanno questo casino. E meno male, perché questo è il motivo per cui probabilmente abbiamo la vita sulla Terra. Ok, scusate la digressione filosofica. Attenzione, i diamanti litosferici dove si formano? Si formano sotto quelle zone che vengono chiamati cratoni. Cratoni, abbiate pazienza. I cratoni sono delle aree molto estese, tettonicamente stabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che se vivi là di solito non ti becchi terremoti. E perché non ti becchi terremoti? Perché sei lontano, fortunatamente, dallo scontro tra placche. Questo già vi fa capire perché è inutile cercare diamanti in Italia, perché noi che non ci vogliamo annoiare, dove siamo andati a formarci? Noi siamo la sutura tra due placche, la placca africana e la placca europea, noi siamo proprio lì, noi siamo proprio il boundary, no? Il limite, quindi noi qua diamanti lasciamo perdere. Il 99% dei diamanti si forma al di sotto dei cratoni di queste zone qua, ad esempio lo scudo canadese, ovviamente il Sudafrica, l'Australia, la Siberia, il Brasile, certe zone del Brasile, ma non l'Italia. E poi abbiamo l'1% di questi diamanti di cui io sono innamorato, che invece si formano, vedete, in corrispondenza della placca che va in subduzione. Questa è la famosa placca che va in subduzione. Quindi. E in quella zona lì si formano questi diamanti super profondi. Il tutto poi, quando siamo fortunati, viene trasportato in superficie tramite eventi geologici, processi geologici che fortunatamente oggi non si verificano più da almeno 90 milioni di anni, perché le eruzioni vulcaniche che portano i diamanti in superficie sono eruzioni molto più pericolose di quelle che abbiamo oggi, perché quei magmi contengono un elevatissimo contenuto in CO2 e quando c'è la C2 fa l'effetto Coca-Cola praticamente. Quei magmi riuscivano ad esplodere da 200 km in 2 ore in superficie. Come facciamo a saperlo con questa certezza? È semplicissimo, perché se non fossero così veloci, nessun diamante arriverebbe sulla Terra, perché il diamante, se lo porti in alta temperatura e bassa pressione, quindi se andassero lenti questi magmi, arriverebbero a queste profondità molto lentamente, a quella profondità il diamante non è più stabile e quindi diventerebbe CO2, come ho fatto io l'altro giorno con un diamante. L'ho messo in forno e mia moglie... Ho messo in forno il diamante a 900 gradi, ho creato della preziosissima CO2 e ho liberato però le inclusioni poverine che erano lì dentro. Grazie Nestola. E a volte faccio così, a volte li spacco proprio di brutto. Insomma, non se la passano. Un diamante non è per sempre nel laboratorio da me. Va bene, quindi cosa è importante? Quindi diamanti litosferici si formano in questa zona, diamanti superprofondi si formano a grandi profondità. Però questo vi fa capire quanto siano importanti per noi geologi. Questo, il diamante, è l'unico materiale che riesce a risalire rimanendo totalmente indisturbato. Cioè non viene distrutto, non viene modificato. Quindi quando cattura un pezzo di minerale o roccia a grandi profondità, ce lo porta su. Quindi basta romperlo e noi studiamo i minerali direttamente all'interno della Terra senza andarci. È molto semplice. Altro credo popolare. I diamanti non si formano dalla matita. Ok, diciamo che in laboratorio noi facciamo così in realtà. Prendiamo la grafite, no? Se voi sapete la matita è fatta di grafite, la mettiamo ad alta pressione e temperatura e come sa Francesca c'è una ditta in Svizzera che quando
lasciamo questo mondo, prende i nostri resti, li mette in alta pressione e temperatura, fa dei bei diamanti, non so se lo sapete, costano più o meno 5.000 euro. E, vabbè, io già so che farò quella fine, perché mia moglie me l'ha già detto, santa donna. E, vabbè, almeno è una bella fine, insomma, ecco. Però ecco, non si forma da grafite, il diamante non si forma da grafite. Ma perché non si forma da grafite? Che sarebbe la cosa più semplice, carbonio. E no, invece non è la cosa più semplice, perché in natura questa trasformazione richiede tantissima energia. E mai la natura si permette di spendere energia così, perché non so che altro fare. Cerca altri modi, ok? E questa trasformazione non è quella prediletta dalla natura. Qual è la trasformazione? La trasformazione è quella che in pratica abbiamo dei fluidi, normalmente ricchi in acqua, ma non sono fatti solo d'acqua. Prendete gli oceani, quando una placca va in subizione, gli oceani si infilano nelle fratture, nelle faglie, in quello che è, poi quando però questa placca continua ad andare giù e comincia ad alzarsi la temperatura, l'acqua e i fluidi reagiscono con i minerali, entrano nei minerali, trasportano materiale, arrivano a una certa profondità e cominciano a muoversi con le placche. Quando si arriva a una certa profondità e abbiamo poco ossigeno, perché se avete carbonio e avete tanto ossigeno, facciamo un bel carbonato, questo qua sotto, no? Non facciamo diamante. Quindi c'è bisogno non solo di pressione e temperatura, ma c'è bisogno di poco ossigeno, perché sennò anche lì fai di nuovo un bel carbonato della CO2. Ok? Benissimo, quindi i diamanti si formano da un fluido a carbonio, idrogeno, ossigeno. Da dove arrivano i diamanti? Allora, vi dico già subito che la percentuale è abbastanza semplice, 30-35% dalla Siberia, 30-35% dal Sudafrica, 15-18% dal Canada, 15-18% dall'Australia. Ovviamente 3 anni fa i diamanti diamanti russi sono stati bloccati e quindi fatevi 2 conti. Stiamo parlando del 30% di diamanti in meno sul mercato. Ma a me non interessa la gioielleria, quindi... Ok, un po' di mineralogia, abbiate pazienza, ve la beccate, sono prof di mineralogia. No, però a me fa ridere perché i miei studenti si lamentano. Di cosa si dovrebbero lamentarsi? No, vi faccio notare. No, ma vi faccio notare. Questa è tutta la Terra, vi faccio notare quanti minerali ci sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perché io furbo ho eliminato la crosta terrestre, che è quella su cui noi camminiamo, che però non interessa i diamanti, c'è un mio collega che invece è un esperto di quella, dove i minerali sono molti di più. Ma sotto nel mantello terrestre sono solo questi. Il 60% è fatta semplicemente di silicato di magnesio. Sapevate? È un po' frustrante però studiare una roba che non sa mai nessuno. Cioè io, di qual è il minerale più abbondante sulla nostra terra? E tutti mi dicono il quarzo. Il quarzo ce n'è pochissimo. Il minerale più abbondante è la brigimanite. Non lo sa nessuno. Va bene, non importa. Non mi offendo. Bene, però attenzione, perché vi sto facendo vedere questo diagramma? Intanto per dirvi, ma come facciamo a sapere cosa c'è veramente all'interno della Terra? La risposta è semplicissima. Non lo sappiamo. E allora da dove l'ho tirato fuori questo diagramma? È dal laboratorio. Circa 30 anni fa, 40 anni fa, abbiamo cominciato a costruire queste grosse presse dove mettevamo dentro gli elementi chimici, facciamo delle torte chimiche praticamente, schiacciavamo, davamo temperatura e poi tiravamo fuori le capsule per vedere cosa avevamo sintetizzato in laboratorio. Abbiamo fatto così, facciamo ancora così. E però devo dire che qua si capisce perché io studio diamanti, perché ringraziando Dio l'unico oggetto che ci sta confermando che tutti gli esperimenti fatti al mondo in laboratorio sono veri, gli esperimenti sono veri, che i risultati sono reliable, sono affidabili, è proprio il diamante, perché ci sta dimostrando che effettivamente, nella maggior parte dei casi, se no io potrei anche chiudere qua la mia ricerca, nella maggior parte dei casi effettivamente quello che abbiamo ottenuto in laboratorio lo riscontriamo nei diamanti e fortunatamente questi diamanti non si distruggono, non si rompono, tranne che quando arrivano appunto da me. Come li studiamo questi diamanti? Beh, li studiamo con i raggi X. Qua di solito io monto il mio diamantino, qua ci sono i raggi X. I raggi X colpiscono il diamante, o meglio, colpiscono le inclusioni all'interno dei diamanti, che è quello che a noi interessa. I diamanti, poi le inclusioni subiscono un effetto fisico che si chiama diffrazione. E io registro quindi su questo schermo dei dati che mi dicono non solo che cos'è quell'inclusione, ma
dove sono gli atomi all'interno della materia, no? Quello che faccio io è studiare le posizioni degli atomi e come si muovono gli atomi all'interno della materia. Un'altra tecnica è la Raman, non importa adesso, è una tecnica che utilizza invece un laser, un raggio laser, e di solito le usiamo queste due tecniche perché non sono distruttive. Cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente riusciamo a studiare l'inclusione e il diamante senza distruggere il diamante. Perché dovete sapere che la prima cosa che succede quando io chiedo i diamanti in giro per il mondo è: cosa ci fai con i diamanti? Nel senso, chi me li dà mi chiede: ma poi me li rimandi? Forse sì. Forse sì. No, è chiaro che là bisogna essere molto chiari. È ovvio che, vedrete tra poco, ho studiato dei diamanti che erano un pochino costosini e in quel caso è ovvio che lo devi restituire il diamante. In altri casi qualche gentile collega mi dice: fanne ciò che vuoi. E là, esplosioni, cose strane. Ok, andiamo adesso ai litosferici, cerco di essere rapido. Il minerale più abbondante nei diamanti litosferici è l'olivina. E l'olivina è quel silicato di magnesio che avete visto prima, che proprio nel laboratorio noi riusciamo a sintetizzare, che rappresenta il 60% della terra, del mantello superiore. Eccola qua, questa qua è un'inclusione di olivina. Adesso io dico, a me da un punto di vista estetico piacciono più ovviamente i diamanti con le inclusioni. I gioiellieri li buttano questi diamanti qua, ma fortunatamente li raccolgo io. Nel senso che qua io mi chiedo perché non è bello, a me sembra bellissimo, che ne so. Ma guardate questi, i minerali studiatissimi da un collega che vedo là in fondo, i granati. Questi si chiamano granati, da non confondere con graniti, per favore. Ecco, i granati sono stupendi, eppure, questi non so se li buttano, però. Questi sono un po' meno, scusate, le fotografie è una delle cose più difficili da ottenere bene, le fotografie sui diamanti. Questi sono pirosseni, vabbè, sono solo, vi li sto facendo vedere perché sono gli stessi minerali che erano in quel famoso diagramma che vi ho fatto vedere prima, fatto in laboratorio, non perché io sia un sadico. E poi ce ne sono bruttissime, ma fondamentali. Pensate, questo minerale qua è un solfuro di ferro, zolfo e ferro. E pensate quanto è importante questo minerale. Questo minerale ha delle impurezze tremende di due elementi chimici, adesso li sto per dire, attenzione, si chiamano renio e osmio, l'ho detto. E pensate, grazie a questi due elementi chimici noi riusciamo a dire che età hanno i diamanti. E qui la grande sorpresa. I diamanti hanno età che vanno da 3,6 miliardi di anni. Vi ricordo che la Terra ha 4,5-4,6 miliardi di anni, quindi i diamanti nascono intorno a 3,6 miliardi di anni e i più recenti arrivano a 97 milioni di anni fa. Quindi, attenzione, noi studiando i diamanti riusciamo anche a capire tutta l'evoluzione terrestre. Ricordiamoci che il carbonio, e quindi ci dà qualche informazione importante, di fluidi anche, non solo di carbonio e basta. È bruttina ma importante. Anche questa non è tanto bella, ma ha il suo, la magnesio-cromite, ha il suo perché. Passiamo ora al mio amore profondo. I diamanti superprofondi. I diamanti superprofondi hanno questa inclusione bellissima, iridescente, che si chiama periclasio. E anche qui gli studenti hanno poco da lamentarsi perché la formula è MgO. MgO, monossido di magnesio e ogni tanto con un po' di ferro. Questo è il secondo minerale più abbondante del nostro pianeta. Ci stanno credendo, E sono i minerali più abbondanti nei diamanti superprofondi. Quindi è interessante, è da studiare bene. Ecco, questo è un esempio di come purtroppo a volte bisogna fare delle scelte. Questo diamante arriva a New York 3-4 anni fa, mi chiama il direttore del Gemological Institution of America, il GIA, se comprate un diamante avete il certificato GIA normalmente. Ecco, il direttore del GIA mi telefona e mi dice: Fabrizio, ho un diamante che ti potrebbe interessare. Perché? Perché aveva visto questa roba qua e un'altra cosetta che non si vedeva. Eccola qua, questa qua. Aveva capito subito che quello era un diamante super profondo. C'era solo un piccolo dettaglio. Questo diamante era di un cliente che aveva mandato il diamante ad analizzare e che quindi se dovevamo studiarlo bisognava comprarlo. E io ho detto, Vugi, io lo studio, ma chi lo compra? Un IPD? Scordatelo. Perché se chiedo al rettore 20.000 euro per comprare un diamante,
e l'hanno comprato loro, 20.000. Ha fatto una brutta fine, ve lo dico già subito. Ecco, grazie a questo diamante, pensate, arriva esattamente da 660 km di profondità. E la fortuna è che abbiamo, grazie alle tecniche che ho sviluppato a Padova, un progetto europeo, noi calcoliamo proprio da questo minerale la profondità di formazione. Quindi noi riusciamo a sapere esattamente a che profondità si era formato questo diamante. Solo che per studiare questa cosa abbiamo dovuto tagliare un pezzo, proprio tagliarlo. Quindi non vale più 20.000 euro, ma insomma. Poi c'è un secondo minerale, anche questo non devono lamentarsi, calcio, silicio, ossigeno, finita, si chiama breite, questo si trova soltanto nei superdiamanti, nei diamanti super profondi, e guardate quanto sono brutti questi diamanti, scusate. Quando troviamo queste inclusioni io sono contentissimo perché non solo ricaviamo dalla stessa inclusione la profondità di formazione, ma anche l'età. Perché da quel minerale noi riusciamo a estrarre degli elementi chimici particolari che ci dicono che età ha questo diamante. Questo ha circa 700 milioni di anni. Questa è un'altra breite, vedete, fanno abbastanza, ecco, ribrezzo. E poi è arrivato nel 2014 la grande scoperta che abbiamo fatto con il diamante da $10. Il diamante da $10 che vedete qua aveva al suo interno un'inclusione, guardate che brutta, che aveva la composizione Mg2SO4, forse vi ricorda l'olivina, vero? Ecco, l'olivina quando va sopra i 520 km diventa un minerale che si chiama ringwoodite. Per noi geologi questo minerale è fondamentale perché dimostra che questo diamante è stato almeno a 525 km di profondità. E questa è la prima volta che sulla Terra scopriamo la ringwoodite. Ma la cosa più importante è che questa ringwoodite conteneva 1,4% di acqua. Se la ringwoodite, come noi riteniamo dagli esperimenti di laboratorio, costituisce il 35% della zona di transizione a una certa profondità, vuol dire che a quella profondità abbiamo 3 volte l'Oceano Pacifico. Quindi le grandi differenze fra le meteoriti e la Terra, perché non so se sapete esiste questo grande paradosso che in genere le meteoriti hanno più acqua di quanta ce ne sia sulla Terra. E la nostra idea fino al 2014 era che quest'acqua fosse stata persa durante la formazione della Terra, no? Essendo elementi molto leggeri li abbiamo persi durante la formazione. No, quell'acqua non l'abbiamo persa affatto, è soltanto ben tenuta, ben nascosta nella zona di transizione. E non è che non si muova, si muove, fa parte del ciclo dinamico della Terra in acqua. Non so che ore siano, vado avanti, però fermatevi perché io vi porto a cena stasera. Questa è la seconda ringwoodite scoperta dalla mia dottoranda al secondo giorno di dottorato. Prof, ho trovato questa cosa qua, il database dice ringwoodite. Secondo giorno. E questa pietra se l'è presa mia moglie e se l'è montata. Mia moglie comincia ad apprezzare queste pietre qua, non è, che è un problema per me, perché appena finisco un lavoro, hai pubblicato? Sì, dai. Il Cullinan. Ho conosciuto il nipote di Cullinan che continua ad avere quella miniera. Ricchissimo. Ecco, questa qua è un'immagine vera del più grande diamante mai ritrovato, che appunto è il Cullinan, 3106 carati, 620 grammi, quindi vedete qua l'immagine di questo oggetto, eccolo qua si vede benissimo, lui è Cullinan, ok? Che fine ha fatto? Perché vi sto parlando di questo adesso? Perché esistono dei diamanti molto grandi e geologicamente non riusciamo a capire perché. Perché all'interno della Terra a 600 km si può formare un diamante così grande? Guardate che tutti gli altri minerali sono ciccinini così, Ok? Quindi il diamante cresce. Ma perché il diamante cresce? E partiamo da lui, the big one. Ecco, attenzione, il big one ha fatto sta fine. L'hanno tagliato in 9 e poi tante altre, ma i grandi pezzi sono questi. Quali sono? Eccoli qua, li hanno chiamati tutti Cullinan 1, Cullinan 2, Cullinan 3, Cullinan 4, fino al Cullinan 9. Adesso ve li faccio vedere. Ecco il Cullinan 1. Era più romantica l'altra, a Regina, vabbè, però non potevo, devo fare sta cosa qua, poi sembrava brutta. Vabbè, Cullinan 1. Guardatela qua. Il Cullinan 2. Il Cullinan 3 e 4, mai staccarli uno dall'altro, non sa mai. Ah, che roba. Il Cullinan 5, brutto questo. Il 6, scusate, e l'8, anche qua li vedete belli belli,
Ci credo che è sempre allegra con quello che si porta addosso. E guardate il Cullinan 7, cioè, voglio dire, attaccato con qualche smeraldino proprio così, trovato per caso. Ecco, e questi sono tutti là, uno li può visitare perché ovviamente sono ovviamente visitabili. Tutti piccolini, ecco. Ah sì, scusate, dimenticavo il 9. Il 9, sì, va, un anellino, 4 carati e mezzo. Vabbè. Poi però attenzione, perché c'è l'Hope Diamond, lo Smithsonian, non so se qualcuno di voi c'è mai stato, a Washington DC. Lo Smithsonian è 45 carati, valutato 350 milioni di dollari. Poi c'è lo Steinmetz da 100 carati, rosa, questo è quasi rosso. E poi ci sono quelli di Lezeng, in Lesotho, eccoli qua. Vi sto portando pian pianino al mio articolo, ovviamente, non so se avete capito. E questo l'abbiamo pubblicato nel 2016, abbiamo studiato diamanti di 300 carati. E perché ci hanno accettato un science? Per un motivo molto semplice, perché forse abbiamo capito perché i diamanti crescono. Tra questa serie di diamanti che adesso in fotografia non danno l'idea, c'è anche un pezzo del Cullinan, ma non l'ho saputo mentre li studiavo perché non ce l'hanno detto ovviamente, i furbi. Allora, perché questi diamanti crescono? Crescono perché abbiamo scoperto al loro interno delle inclusioni di ferro. Non di ferro e qualche altra cosa, di ferro metallico. Voi non so se lo sapete, ma il ferro metallico sulla Terra non esiste, non può esserci ferro metallico, perché il ferro diventa subito ossido di ferro, tende a ossidarsi istantaneamente. Troviamo il ferro solo nelle meteoriti o al centro della Terra. Non sto dicendo che quindi il diamante arriva dal centro della Terra, dal nucleo della Terra, ma vuol dire che esistono dei fenomeni geologici che noi conosciamo bene che producono ferro metallico. Il fatto di aver trovato ferro metallico dentro le inclusioni, dentro ai diamanti, significa che probabilmente a certe profondità il ferro fonde, perché a quella profondità, 500 km il ferro è fuso, forma delle sacche, no? Delle pockets, come le chiamiamo in inglese, che probabilmente i fluidi ricchi in carbonio fanno crescere in mezzo a un fluido il diamante. Anziché crescere in mezzo ad altri solidi, voi capite che ha un grado di libertà molto maggiore e quindi probabilmente cresce. Questa potrebbe essere la spiegazione. Vado velocissimo. Vabbè, 5 minuti qua. Li facciamo i diamanti, 5 minuti. Li bruciamo, li possiamo bruciare in 5 minuti. Allora, nel 2018 ne abbiamo fatta un'altra. Ci hanno dato la copertina stavolta e ti credo, quando studi diamanti blu ti danno la copertina. Se io avessi studiato qualsiasi altro minerale non avrei mai beccato un Nature and Science e magari dal punto di vista, diciamo, scientifico è anche più difficile studiarne altri. Vabbè, forse non dovevo dirlo. Diamanti blu. Diamanti blu, ne abbiamo studiati 21. Però attenzione a questo diamante blu qua, che non si vede bene, scusate la foto, sempre quello che è, la pubblicazione scientifica, estetica poi proprio è l'ultimo dei problemi nostri. Questo diamante qua e questo qui, guardate. Però attenzione alla data, Noi il Nature, questa copertina l'abbiamo presa nel 2018, questo diamante è stato venduto nel 2016. Vuol dire che qualche pazzo ci ha dato da studiare un diamante venduto, anzi comprato, perché lui l'ha comprato, a 25, o lei, a 25, non so chi sia, non ce l'hanno detto, a 25,4 milioni di euro ce l'hanno dato per studiare. Perché? Perché il diamante che avevamo studiato prima nel 2016, che è finito su Science, il giorno dopo che è finito su Science in copertina, gli è aumentato il doppio di valore. Ecco, adesso capite che ci chiamano, volete studiare questo diamante da 400 milioni? No, perché poi la gente viene a sapere e vengono in dipartimento. Però attenzione, perché il diamante più blu di tutti è il blu farnese, regalato, attenzione, alla Elisabetta Farnese italiana, e purtroppo l'erede ultimo del blu farnese ha detto: datemeli subito, veloci, non voglio perdere tempo, a 6 milioni di dollari. Un pazzo, è un pronipote della Elisabetta Farnese, italiano. Chissà, questo avrei dovuto studiarlo. È sparito subito. E questi sono i diamanti più comuni, però attenzione, qua 500 micron vuol dire 0,5 mm, per essere chiari. Ecco, pensate che anche i diamantini, per capirci diamanti blu, anche i più piccolini, che a volte non li vedi neanche a occhio nudo, e valgono tra i 10, 20, 30, 40 mila euro, giusto per capirci. Uno di questi ha queste macchiette nere dentro, e indovinate cosa sono queste macchiette nere? Sono l'inclusione più abbondante nei diamanti super profondi, il periclasio. E quindi abbiamo scoperto che i diamanti blu sono anche loro dei super deep,
diamanti super profondi. Però c'è una cosa che ancora non vi ho detto. Perché sono blu? Perché hanno dentro, al posto del famoso, ricordate l'azoto che sostituisce il carbonio? Ecco, al posto dell'azoto, sapete che elemento chimico entra? Il boro. Elemento raro, ma elemento fondamentale sulla Terra, attenzione. Qual è la sorgente più abbondante di boro sulla Terra? L'oceano. E che ci fa? No, attenzione, questo qua è un diamante che si è formato a 500 km. Quindi vi sto raccontando che abbiamo la prova, se ce ne fosse ancora bisogno, che quegli oceani sono entrati dentro certe rocce, di cui non vi parlerò. Quelle rocce sono andate in subduzione insieme alla placca. Quando sono arrivate a una certa profondità si sono destabilizzate, hanno rilasciato i fluidi. Quell'acqua conteneva un cicinin, come diciamo a Torino, un cicinin di boro, perché attenzione, quanto boro colora i diamanti di blu? Qualche ppm, quindi un atomo, 2 atomi su 1 milione di atomi sono sufficienti per colorare di blu i diamanti. E quel fluido ha cristallizzato diamanti blu. E quindi noi abbiamo la prova, e io ho proprio finito, guarda qua, eccola qua. Quindi quegli oceani sono finiti in queste rocce che sono andate giù, hanno cristallizzato diamanti blu e fortunatamente ce li hanno riportati in superficie. Quindi questo dimostra che la Terra, e ho finito, è l'unico pianeta che ha un ciclo incredibile da 3 miliardi e mezzo di anni fa ad oggi. Cosa è successo prima? Questa è un'altra cosa, ve la raccontiamo più avanti. Grazie mille. Siamo un po' lì.